Buongiorno, le principali notizie. A Palermo 2 minorenni arrestati per la violenza sessuale su un bambino di 11 anni in un paese delle Madonie, una vicenda che resta ancora tutta da chiarire. La sicurezza allo Zen sul tavolo del Comitato per l'Ordine di Palermo dopo le violenze e le scorribande delle baby gang, un quartiere nelle mani della mafia anche per la gestione dell'assegnazione delle case popolari. Influenza, pronto soccorso siciliani sotto pressione per i boom di casi, i sintomi più gravi causati dalla variante K del virus ed emergono inefficienze e carenze strutturali della rete ospedaliera. A Catania, classi quasi al completo, l'istituto Pizzigoni Carducci al rientro dalle vacanze. Un flop, la campagna vaccinale organizzata dalla scuola per insegnanti, personale scolastico e alunni. Una richiesta d'aiuto dopo anni di violenze in casa trasformata in un teatro di paura e una pistola pronta a sparare a Gela, marito in manette per maltrattamenti in famiglia. Una mostra a Palagonia nel Catanese dedicata al vulcanologo Gaetano Ponte, studioso dell'Etna, appassionato di fotografia. Calcio, per la sfida interna con la Cavese, il Catania recupera Lunetta. Importante jolly per Toscano e confida sul fattore Massimino. Eccoci, buongiorno, benvenute e benvenuti. Scattano dunque 2 arresti di minorenni per la violenza sessuale su un bambino di appena 11 anni in un paese delle Madonie, una vicenda ancora tutta da chiarire. Maglio Viola. Prima il bullismo, poi le minacce anche con un coltello, infine la violenza sessuale iniziata in estate e proseguita per mesi, fino a dicembre. Una storia turpe di degrado giovanile avvenuta in un paese di montagna sulle Madonie, nel Palermitano. Il luogo esatto non viene reso noto perché protagonisti, vittima e aguzzini, sono sempre dei minori, 3 in tutto. La vittima, un bambino di 11 anni che a dicembre scorso, dopo mesi passati a subire, ha raccontato tutto ai genitori. Adesso, dopo un ulteriore mese di indagini, la procura dei minori ha mandato in comunità altri 2 ragazzini, uno che ha appena compiuto 14 anni, un secondo che ne ha 16. Sono accusati di violenza privata e violenza sessuale ripetuta. Il bambino, stando al suo racconto, riscontrato poi da una visita medica e da alcune tracce rinvenute sui cellulari dei ragazzi fermati, sarebbe stato la scorsa estate al centro delle attenzioni dei 2 ragazzi più grandi. All'inizio una sorta di stalkeraggio da bulli, poi a casa di uno dei 2 indagati sarebbero scattate le molestie e infine la violenza sotto la minaccia di un coltello. Vicenda ripetuta più volte stando alle indagini. Il bambino avrebbe subito in silenzio, spaventato dalla minaccia di ritorsioni, ma il suo atteggiamento a casa era cambiato, sempre più scontroso e irritabile. Ad accorgersene sono stati i genitori che, dopo averlo convinto a confessarsi, lo hanno accompagnato alla polizia di Termini Imerese a inizio dicembre. Da quel momento inizia l'inchiesta e adesso arrivano gli arresti. Una storia che però deve ancora essere chiarita, tanti gli aspetti che restano oscuri, ma le indagini continuano. Restiamo a Palermo perché c'è la sicurezza, soprattutto sul quartiere, al centro di un incontro con il Comitato per l'Ordine dopo le violenze e le scorribande delle baby gang. E pensate, un quartiere nelle mani della mafia, persino la gestione dell'assegnazione delle case popolari era proprio in mano alle cosche. Sentiamo Marco Gullà. Dal potenziamento del sistema di videosorveglianza a più controlli e presidi, soprattutto nei punti nevralgici del quartiere. In prefettura questa mattina a Palermo si è discusso di come garantire maggiore sicurezza allo Zen nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. La prefettura, dopo le nuove sparatorie, ha innalzato il livello di sorveglianza e disposto una serie di controlli e perquisizioni che hanno portato nei giorni scorsi al sequestro di 5 pistole nascoste tra gli edifici del rione. Non solo repressione, servono anche interventi educativi come richiesto dalle associazioni di volontariato che da anni lavorano con i bambini e le famiglie del quartiere. Un quartiere sempre più con radici di criminalità e mafia, anche per la gestione delle case popolari tra i padiglioni, un mercato nero, quello delle abitazioni allo Zen, in mano a Cosa Nostra e alle bande del quartiere. Per un immobile il costo è di circa 15.000 euro, ce ne sono oltre 500 occupati abusivamente, una lista lunghissima che riconduce a Cosa
Cosa Nostra, nucleo centrale dello smistamento delle casse sotto pagamento. Chi non può pagare fa un accordo con i clan, lavorando come vedette o nello spaccio della droga, una sorta di mutuo con la mafia. Tra coloro che occupano le case abusivamente c'è anche Gaetano Maranzano, il killer in carcere che ha ucciso Paolo Taormina alla Champagneria. Ci occupiamo adesso dell'influenza perché sono i pronto soccorso siciliani ad essere sotto pressione per il boom di casi, ma non soltanto, anche i casi più gravi che vengono causati proprio dalla variante K, ed emergono ovviamente le inefficienze e le carenze strutturali della rete ospedaliera. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Pazienti fragili che un sistema sanitario fragile non riesce in Sicilia ad assistere adeguatamente. Quel che accade in questi giorni nei pronto soccorso degli ospedali dell'isola, molti al collasso per il picco influenzale, ampiamente atteso in coincidenza delle festività, è la cartina di tornasole di disservizi, mancanza di personale e spesso gestione inefficiente. La mappa del sovraffollamento ai pronto soccorso copre tutta l'isola, particolarmente grave la situazione a Palermo. Al Policlinico sono stati sospesi i ricoveri programmati, ad eccezione di quelli oncologici e di altre patologie gravi. 10 posti letto sono stati convertiti per permettere il ricovero di chi sta avendo complicanze legate all'influenza. A Catania è costante la pressione nei pronto soccorso di Garibaldi, Cannizzaro e Policlinico, dove si registra in media un 30% di pazienti in più. Infezioni record dovute alla variante K del virus influenzale. Può dare delle complicanze anche importanti come la polmonite virale, ma può dare anche delle sovrainfezioni batteriche, quindi la polmonite batterica che in genere insorge a distanza di 7-8 giorni dall'inizio dell'influenza, oppure ancora purtroppo possono verificarsi delle complicanze di tipo tromboembolico. Per chi sta male ha solo 2 vie, il medico di famiglia o i pronto soccorso, da qui l'affollamento. In generale mancano barelle e posti letto. I sindacati puntano il dito su una programmazione sanitaria mai decollata e sulla mancata attuazione della rete ospedaliera. Il consiglio degli esperti è la vaccinazione, anche adesso seppur in ritardo, potrebbe essere utile, e tenere atteggiamenti responsabili, evitare di incontrare persone, soprattutto se fragili, se si hanno sintomi influenzali. Restiamo in tema di influenza, questa volta ci occupiamo della scuola perché sono le classi quasi al completo all'Istituto Pizzigoni Carducci di Catania, dove oggi siamo stati, ma lo scenario potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Un flop la campagna influenzale proprio organizzata alla scuola, rivolta ai docenti, al personale scolastico, ma anche ai piccoli pazienti. Tonino De Mana. Rientro a scuola e festività appena terminate. Il mix è servito per aumentare i contagi quando il picco influenzale è ancora lontano. Mentre gli ospedali sono sotto pressione, il ritorno tra i banchi non ha fatto registrare particolari problemi che probabilmente potrebbero esserci nei prossimi giorni, come ha spiegato nel corso di Buongiorno Sicilia il dottor Antonio Di Mauro, responsabile pronto soccorso del Cannizzaro di Catania. Ci avremo questi giovanissimi con sintomi lievi, che però sono degli ottimi portatori, e quindi loro lo diffonderanno agli insegnanti, agli operatori scolastici e quindi loro alle loro famiglie. Ci attendiamo nei prossimi 5-6 giorni che ci sia un'ulteriore ondata di picco. All'Istituto Comprensivo Pizzigoni Carducci di Catania, lezioni regolari e classi quasi al completo, anche se da queste parti il virus influenzale ha colpito duro prima delle vacanze. Prima di Natale c'è stato un picco di bambini assenti, tant'è che nelle classi a volte c'erano solo 2-3 bambini. Poco prima delle 11 è il momento della ricreazione, con un accorgimento. Si lavano le mani perché è importante per tutti, soprattutto per i bimbi, e specialmente in questo periodo che siamo un po' KO con il raffreddore e l'influenza che ci sono in giro. La scuola Pizzigoni Carducci ha aderito alla campagna di vaccinazione anti-influenzale. Su 1500 tra alunni e operatori scolastici una quarantina hanno accettato di utilizzare questo strumento e quindi sono vaccinati. Sappiamo che altri fanno il vaccino per conto proprio. Lei si è vaccinato? Io personalmente sì, anche perché avevo paura della puntura, però è davvero semplice. Per i bambini invece si usa uno spray. Il sovraffollamento in ospedale per i ricoveri legati all'influenza, i posti letto mancanti e la questione delle visite intramoenia che pesano sulle liste d'attesa. Si parlerà di questo nel nostro Sicilia 24 Focus. Ospiti di Roberta Lunghi, Salvatore Iacolino, direttore del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, Antonio Cascio, direttore Malattie Infettive del Policlinico di Palermo, Giuseppe Bonsignore, segretario regionale CIMO, il sindacato
sindacato dei medici ospedalieri, e Antonella Di Stefano, direttore del pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Appuntamento dunque alle 14:30 su Telecolor e in streaming sull'app Sicilia Web. I vostri messaggi al 342 74 55 005. Potete partecipare inviando i vostri messaggi. Ancora. Vediamo all'emergenza, restiamo sempre in tema di sanità, perché ambulanze ferme per mancanza di barelle, soccorsi bloccati, postazioni del 118 rimaste chiuse per mancanza di medici e lunghe attese nei pronto soccorso. Il 2026 fa luce su molte delle criticità del sistema emergenze-urgenze sanitario del territorio del Ragusano. Ci dice tutto Veronica Barbarino. Il 2026 inizia male per la sanità iblea. Nei giorni scorsi 7 ambulanze del 118 arrivate da tutta la provincia di Ragusa e una anche da Rosolini sono rimaste ferme per ore davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Modica. Nessuna barella disponibile, tutte occupate da pazienti costretti ad attendere sugli stessi lettini sui quali erano stati soccorsi, perché il reparto non dispone di un numero sufficiente di barelle né di posti letto per accoglierli. Di conseguenza nessuna possibilità per le ambulanze di ripartire. Nei corridoi del pronto soccorso 58 persone bisognose di cure. Un'attesa lunga e snervante dovuta alla carenza di medici. È forse una delle immagini più significative della crisi dell'emergenza-urgenza e del sistema sanitario nel territorio ragusano. Ma non è la sola. Nel distretto di Modica, purtroppo, dalle 8 di mattina del 1 gennaio fino alle ore 8 del giorno successivo non c'era un'ambulanza medicalizzata. Avevamo 4 ambulanze senza nessun medico a bordo. La criticità si registra anche a Scicli, dove la postazione del 118 è rimasta chiusa per la terza volta dall'inizio dell'anno per mancanza di personale, lasciando la città senza ambulanza. Una situazione che il sindaco di Pozzallo definisce ormai insostenibile. Ci sono difficoltà oggettive, ma ci sono anche insufficienze soggettive, e invito ancora una volta il direttore generale dell'ASPE a muoversi per cercare di porre rimedio ad una situazione che diventa giorno dopo giorno sempre più complicata e difficile. I cittadini intanto attendono risposte. Una richiesta d'aiuto al 112, una casa trasformata in teatro di paura, una pistola pronta a sparare a Gela. I carabinieri arrestano un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia. GR Italia. È una chiamata concitata al numero unico di emergenza 112 a far scattare l'operazione. Dall'altro capo del telefono una donna chiede aiuto. Nella casa della sorella è in corso una violenta lite. I carabinieri del reparto territoriale di Gela arrivano in pochi minuti. All'interno dell'abitazione trovano una scena che non lascia dubbi. La donna è sotto shock. Il marito, un 46enne pregiudicato, appare freddo e tenta di minimizzare. Portata in caserma, la vittima rompe il silenzio. Racconta anni di violenze psicologiche e fisiche mai denunciate fino in fondo per paura. L'ultima aggressione poche ore prima, calci, pugni e una minaccia di morte. Ma l'incubo non è finito. La sorella della donna mostra ai militari alcune foto ricevute sul cellulare, un'arma da fuoco e messaggi con minacce esplicite di morte a tutta la famiglia. I carabinieri tornano subito a casa dell'uomo che sta per fuggire. Con sé ha un borsone e uno zaino. Dentro una pistola semiautomatica calibro 7,65, carica, con 7 proiettili pronti all'uso. Scattano le manette e l'arma viene sequestrata. L'uomo condotto in carcere. Il GIP convalida l'arresto e dispone la custodia cautelare. Un intervento che ancora una volta mostra quanto una denuncia tempestiva possa fare la differenza. La polizia di Catania ha arrestato 8 persone indagate per spaccio di droga nella seconda fase dell'operazione Safe Zone. Si tratta di cittadini stranieri che controllavano una piazza di spaccio nel quartiere di San Berillo, nel centro storico della città. Perquisizioni sono state anche eseguite nei confronti dei presunti fornitori di droga. E restiamo a Catania per assistere a una rocambolesca fuga di un pregiudicato che ha tentato di fuggire arrampicandosi sui tubi del condizionatore. Era entrato in un ristorante in via Lauria, ma all'arrivo dei carabinieri chiamati dal proprietario, allertato dall'allarme scattato con i nebbiogeni, ha tentato di farla franca arrampicandosi sui tetti, ma appena sceso è stato fermato mentre cercava di nascondersi tra le auto in sosta. Il RES di Messina al lavoro per dare un'identità al cadavere trovato carbonizzato in un'auto nel giorno dell'Epifania nelle campagne di Carlentini nel Siracusano. Col passare del tempo si rafforza sempre più l'ipotesi che possa trattarsi di Salvatore Privitera, che era scomparso da Catania qualche giorno fa. Francesco Loi.
Più il tempo passa, più si consolida l'ipotesi che le ossa trovate carbonizzate a Carlentini possano essere di Salvatore Privitera. Al lavoro c'è anche il RIS di Messina. Bisognerà aspettare l'esito del test del DNA per capire se quello trovato nell'auto è veramente il corpo dell'uomo scomparso lunedì scorso da Catania. Il 35enne aveva un procedimento penale per spaccio, ma per il legale nominato dalla famiglia non avrebbe alcun legame con l'accaduto. Non riesco a ipotizzare dal punto di vista di questa situazione processuale che lui aveva, dei coinvolgimenti tali da finire poi in questa maniera. Gli investigatori stanno passando al setaccio ogni traccia. Potrebbe essere stato prima ucciso e poi legato dentro l'auto prima di appiccare il fuoco, oppure qualcuno potrebbe averlo prima drogato e poi bruciato vivo. Per avere tutti i risultati delle perizie, però, serviranno settimane, forse mesi. Di certo, ad ora c'è soltanto il luogo del ritrovamento, nel giorno dell'Epifania. Nel giorno in cui si ricorda Beppe Alfano, ucciso dalla mafia 33 anni fa, a Barcellona Pozzo di Gotto, interviene la Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, che dice: voglio rendere omaggio a un giornalista antimafia che ha fatto della ricerca delle verità una missione civile con il suo lavoro libero e coraggioso. Alfano ha denunciato le infiltrazioni mafiose nel suo territorio, pagando con la vita la scelta di non piegarsi all'omertà e alle intimidazioni. Una breve pausa, poi andremo a Canicattì, in provincia di Caltanissetta, dove migliorano le condizioni di alcuni pazienti ricoverati per intossicazione da botulino. Intossicati da botulino dopo il cenone di Capodanno a Canicattì. 2 dei pazienti sono adesso ricoverati a Caltanissetta. Le loro condizioni restano gravi, ma in miglioramento grazie all'intervento tempestivo dei medici. Rita Cinardi. Sono ancora ricoverati nel reparto di neurologia dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta 2 dei 10 pazienti intossicati da botulino dopo il cenone di Capodanno a Canicattì. Si tratta di 2 cinquantenni ancora in prognosi riservata, le cui condizioni restano gravi ma stabili. Al loro arrivo in ospedale i 2 pazienti presentavano chiari sintomi neurologici della tossinfezione, visione doppia, difficoltà a parlare e respirare, preceduti da disturbi gastrointestinali. Fondamentale è stata la tempestività dei soccorsi. Abbiamo visto che in realtà c'erano altri 8 casi nel pronto soccorso di Agrigento e di Canicattì. Questo immediatamente ha innestato l'ipotesi che questa potesse essere una tossinfezione alimentare da tossina botulinica e quindi abbiamo attivato il protocollo che in questi casi si fa. Grazie alla segnalazione tempestiva al Centro Antiveleni di Pavia, all'Istituto Superiore di Sanità, è stato inviato d'urgenza da Catania il siero con anticorpi antitossina botulinica somministrato a uno dei 2 pazienti che non aveva risposto alle terapie tradizionali. I pazienti stanno meglio, stanno recuperando la situazione neurologica che era gravissima all'inizio, adesso è in netto miglioramento. È fondamentale quello che ho detto all'inizio, cioè individuare subito i sintomi precoci della compromissione neurologica. Tra gli alimenti sospetti, tartine a base di sgombro consumate durante la festa, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Più grave la situazione di un altro uomo tuttora ricoverato in rianimazione all'ospedale di Agrigento. A Palermo un giovane ha ferito il padre con un coltello al culmine di una lite nella loro abitazione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ragazzo, che ha problemi psichici, ha aggredito il familiare ferendolo al volto e al collo. Adesso a Palagonia una mostra fotografica dedicata al vulcanologo Gaetano Ponte, studioso dell'Etna e soprattutto appassionato appunto di fotografia. Desiree Ferlito. Arte, scienza e storia, quella della prima metà del Novecento, è l'eredità di Gaetano Ponte, protagonista della vulcanologia italiana, tra i figli più illustri di Palagonia, ricordato a 70 anni dalla morte attraverso una preziosa raccolta fotografica. La mostra restituisce il valore del suo sguardo scientifico e umano, sottolineano gli organizzatori del Dipartimento Vulcani dell'INGV, che ricordano come durante la lunga carriera scientifica Ponte abbia documentato da esperto fotoamatore
non solo eruzioni e vulcani, ma anche personaggi e luoghi della sua epoca. Una parte rilevante è dedicata all'Etna, con immagini che documentano in dettaglio eruzioni laterali, attività esplosive e cambiamenti morfologici dei crateri sommitali dalla prima metà del XX secolo. Il ministro Musumeci sottolinea l'importanza della conoscenza e della prevenzione. Come poter ridurre la nostra esposizione al rischio? Soltanto dedicando tempo, attenzione, studio alla prevenzione. Un racconto emozionante dell'Etna, con tutta l'intensità di immagini che gridano la storia, dove arte e scienza si fondono in modo naturale in un importante lavoro di conservazione, digitalizzazione e catalogazione. Da 20 anni che facciamo questo tipo di attività e il recupero del fondo ponte rientra fra queste attività di primo piano che abbiamo fatto negli anni. Una banca dati di grande valore e un patrimonio unico per la storia dei vulcani attivi italiani. Breve pausa, ci fermiamo e poi andremo con la pagina dello sport, il calcio, che il Catania in vista di domenica con la Cavese ha recuperato Lunetta, e poi il calciomercato per Siracusa e Trapani. Per il calcio il Catania in vista di domenica con la Cavese recupera Lunetta, importante jolly per Toscano e confida sul fattore Massimino. Marco Carli. Ritrovare il Massimino e il jolly Lunetta, due notizie importanti per il Catania in vista del prossimo match con la Cavese. Lo stadio di casa, lo sappiamo, è più di un fattore. I rossazzurri e il Massimino finora sono andati come un treno, lo dicono i risultati, lo dicono le cifre, così come il gioco espresso in tutti gli appuntamenti al Massimino. Ma anche la costante cornice di pubblico che ha tutti gli effetti da Serie A per presenza e sostegno. L'obiettivo è confermare tutto quanto di buono si è visto nel girone d'andata. Stesso discorso vale per Lunetta, un fattore per l'unicità di quello che può dare, non solo in termini di gol. Toscano l'ha detto chiaramente dopo Foggia, riempire l'area è più facile quando in campo c'è il prezioso jolly che garantisce in questo senso un maggior sostegno per il lavoro dell'unica punta. Sono le caratteristiche del giocatore milanese che tanto sono servite al Catania e che hanno prodotto finora 7 gol e 3 assist. La sua assenza a Foggia si è sentita, non sarà così con la Cavese, che a proposito deve fare a meno di Cionek e di Arrasubà, squalificati, Evangelisti e Pelamatti, possibili sostituti. Così come il Catania deve trovare l'alternativa per Celli, anche lui appiedato dal giudice sportivo. Allegretto, se riuscirà ad esserci dal primo, o l'arretramento di Quaini sono le opzioni possibili al momento. Intanto sul mercato si lavora ancora per Giabua, grazie a buoni rapporti con l'Atalanta, e per il difensore Miceli, dopo l'ottimismo registrato negli ultimi giorni per il rinnovo di Jimenez. Un altro che il Catania vuole sia un fattore, come dimostrato con l'Atalanta nell'ultima allo stadio Massimino. Casa è autentico fortino rossazzurro. Non solo mercato per Siracusa e Trapani, Granata in particolare attendono notizie dal Tribunale federale sulla penalizzazione. Oggi l'udienza. Francesco Triolo. In attesa della decisione del Tribunale Federale Nazionale, che nella giornata di oggi si esprimerà sul deferimento relativo al mancato rispetto delle scadenze federali del 16 ottobre, con il rischio di una ulteriore penalizzazione che potrebbe arrivare anche ad 8 punti, il Trapani è costretto a pensare comunque al campo con la trasferta di sabato a Latina, una partita che potrebbe proprio per via della sanzione diventare uno scontro diretto. Aronica spera di recuperare Ciuferri, assente contro il Casarano. A tenere banco è anche il mercato, dove c'è in uscita Luigi Canotto, che ha espresso la sua volontà di andare via, tanto che Aronica non lo ha convocato nell'ultima partita. In entrata sono stati ufficializzati 2 giovani, Salvatore Dimitri e Angelo Vapore. Si tratta di 2 attaccanti classe 2006 provenienti rispettivamente dal Palermo e dal Verona. La formula è quella del prestito secco. Mercato anche a Siracusa, dove la società azzurra ha rescisso il contratto con uno dei protagonisti delle ultime felici annate, Giuliano Alma, che andrà al Barletta in Serie D. A Siracusa ha vissuto l'ultimo anno il recupero dall'infortunio al legamento del ginocchio senza riuscire a disputare neanche un minuto in Serie C. Ba invece sembra essere sempre più vicino al Cosenza, mentre la Neri sta lavorando per mettere a disposizione di Turati alcuni tasselli importanti. Sul fronte squadra, attenzione puntata alla trasferta di Monopoli contro una formazione reduce dalla vittoria in casa del Cosenza, che lo ha consolidato nella zona play-off. È tutto per questa edizione, la prossima alle 19. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.